Manca poco all'alba a Sant'Elena di Venezia e il quartiere è ancora dormiente. Percorrendo Viale 4 Novembre mentre si sollevano le prime serrande dei bar, si intravede dall'altra parte del Rio l'insegna del Morosini, la scuola navale. Già prima di raggiungere il cortile si può percepire il ritmo preciso degli stivaletti dei ragazzi che sopraggiungono ordinati, disponendosi in squadre per l'alzabandiera. È soltanto la prima mezz'ora della lunga giornata di un allievo, costellata di impegni, di attività, di studio, di tradizione, ma anche di responsabilità. Quello proposto dal Morosini non è più, come era un tempo, un percorso finalizzato al solo collocamento dell'allievo in marina, ma il rigore, l'ordine e i tipici valori di questo mondo sono ancora la priorità di questo tipo di didattica. Con una storia che inizia nel 1937 con il Collegio Navale, che aveva il compito di preparare i giovani della Regia Marina, nel 1997 il Morosini diventò Scuola Navale Militare, ma soltanto nel 2010 venne aperta anche agli allievi di sesso femminile, il cui numero oggi è in costante aumento ogni anno. All'interno della scuola si svolgono gli ultimi 3 anni di liceo scientifico e classico tradizionale, con professori esterni ma con personale del campus in divisa. Per accedervi bisogna superare una selezione piuttosto severa, che valuta il rendimento nei primi 2 anni di superiori, fatti altrove, e la motivazione del candidato nel portare avanti la propria strada. Questo significa che in terza superiore questi ragazzi devono aver già deciso, con fermezza, di voler intraprendere un percorso che li terrà lontani da casa a lungo e che insegnerà prima di tutto il rigore e il senso del dovere. Io ho deciso di frequentare questa scuola perché ho visto il Morosini come una sfida personale, più come una specie di gioco a cui dovevo passare tutte queste piccole sfide che ci mettevano davanti ogni giorno. Ho deciso di frequentare questa scuola perché sono sempre stato un appassionato della vita militare e mi piace molto il mare e quindi il connubio tra mare e questa vita mi ha portato a scegliere la Marina e quindi di venire in questa scuola a Venezia. Le persone, i morosignani, probabilmente crescono molto più in fretta rispetto alle persone di fuori. La formazione a livello scolastico è uguale perché infatti noi affrontiamo quindi liceo classico, liceo scientifico, ma per quanto riguarda la disciplina militare, il rispetto, tutti questi sacrifici che dobbiamo superare giorno dopo giorno, probabilmente c'è una marcia in più rispetto alle persone di fuori. Sì, certamente, consiglio questa scuola a tutti i ragazzi che si vogliono mettere in gioco, che amano le sfide, perché questa scuola ti insegna a superare le difficoltà e a mettersi sempre in gioco. A determinare il loro status all'interno della scuola, oltre all'anzianità, c'è una vera e propria classifica. Semplicemente i più alti in classifica hanno l'onore e l'onere di avere determinate responsabilità nelle classi inferiori, in un ordine che è meritocratico. Al primo anno, per esempio, i ragazzi devono farsi riconoscere correndo con i gomiti alti. La giornata al Morosini si svolge con un rituale molto preciso. In caso contrario è prevista l'assegnazione di una penalità, che spesso va a incidere sul gruppo e non sul singolo, e sulle licenze, proprio come durante il servizio di leva. Prima del pranzo, quindi dopo le lezioni, i ragazzi leggono le attività della giornata e vi si adeguano, volenti o nolenti. Al Morosini si pratica tantissimo sport. Al pomeriggio le discipline possono essere vela, canottaggio, voga veneta, ma anche basket, atletica leggera, pallavolo e nuoto. C'è anche un laboratorio di informatica e uno di arte, oltre a spazi per il tempo libero che consentono una socializzazione informale tra i ragazzi. L'onore più grande per un morosiniano è poter imbarcare su una nave della Marina Militare nel periodo estivo, al termine dell'anno scolastico, per poi salpare verso il futuro.